Ed eccoci, siamo rientrati nel nostro studio qui a Cison di Valmarino per la 39esima edizione di Artigianato Vivo. Siamo stati in giro per i borghi intervistando i vari artigiani, i vari artisti che popolano le strade, ma abbiamo voluto ospitare adesso qui insieme a noi altri due artisti, in questo caso musicisti. Bentrovati ragazzi, loro sono i Luelo. Come state? Fa caldo oggi, è una giornata piuttosto afosa. Speriamo che magari più tardi il tempo sia un po' più clemente e vi permetta di suonare un po' più al fresco. Allora ragazzi, intanto ben trovati, abbiamo Lorenzo da questa parte e Lucia, sembra un po' la... no, quello erano altri, erano Lorenzo e Lucia, lui è Lorenzo invece in questo caso. Ragazzi, allora voi, forse è la prima volta qui a Cison di Valmarino, vero? Per l'Artigianato Vivo. Cosa vi aspettate da questa esperienza? Beh, sicuramente questo è un posto che a me e Lorenzo sta molto molto a cuore. E è una cornice secondo noi veramente meravigliosa e originale. Ognuno ha il suo, ognuno ha la sua particolarità e siamo onorati di far parte comunque di questa cornice e di questo contesto. Quindi niente, ci aspettiamo serenità, ecco. Serenità di essere comunque inseriti, immagino, in questo contesto che di arte ne ha tanta e anche voi ne avete da proporre. Ma proprio per questo motivo volete raccontarci un po', decidete voi, casomai ti passo il microfono, volete raccontarci il vostro percorso artistico, come è cominciato, come si sviluppa? Lucia ci racconta. Personalmente o del gruppo? Di voi due, proprio Ok. di questo duo musicale. Allora, è successo in una maniera molto 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 particolare, nel senso che in realtà suonavo in un altro gruppo, i tipici gruppi pop rock che si fanno a 14-15 anni, e poi un giorno un nostro chitarrista si è infortunato al ginocchio, non poteva più suonare, quindi Lorenzo è venuto a sostituirlo. Magicamente è apparso. Abitavamo a 10 minuti di distanza, mai visti, in vita nostra. E poi in realtà lui è rimasto, l'altro chitarrista è ritornato e comunque abbiamo continuato a suonare assieme. E pian piano poi io e Lorenzo, un po' per passare i pomeriggi, per conoscerci meglio, così abbiamo iniziato a suonare. Avete scoperto un feeling Sì. che prima non sapevate. Sì, personalmente io mi trovo veramente a mio agio insieme a Lorenzo, perché ha questa sensibilità, grande sensibilità nell'accompagnare, comunque nel creare qualcosa proprio su di te. Ed è bello. Ecco, allora qui scatta la domanda birichina. Oltre all'artistico c'è qualcos'altro? Si può dire? Ci vogliamo tanto bene. Beh dai, è già tanta roba, va bene, va bene. No, ci vuole comunque un grande feeling per suonare, che poi sia personale o comunque artistico, ci vuole. Allora, parliamo invece della vostra proposta musicale, la vostra proposta sonora. Che tipo di spettacolo potremo vedere questa sera? Lo dici tu? Allora, il nostro genere spazia dall'indie folk al folk vero e proprio, quindi magari in stile irlandese, e al magari riarrangiare brani in chiave acustica, brani sia pop che magari anche brani elettronici, non per forza acustici, rifatti in chiave nostra. E questa sera faremo un po' un misto qui alle case Marianne, dalle 9:30, suoneremo appunto dall'indie folk sia italiano che internazionale e faremo un mashup e tante cose, sia inediti che non, sia cover che inediti. Ecco, quindi anche brani vostri. Componete delle cose. Chi è la mente, chi è il braccio poi? Beh, in realtà è un 50-50. Oh, vedi, vi completate. Esatto. Sì, abbiamo adottato questa formula, in realtà anche questa un po' in modo molto spontaneo. E Lorenzo parte con un giro e ci seguiamo a vicenda, magari io propongo un testo. Esatto. È bellissimo, Sì. quindi proprio uno lancia l'idea, l'altro aggiunge, poi insieme si crea qualcosa. Ragazzi, complimenti davvero. Allora, l'hai detto Lorenzo, vi possono trovare questa sera alle case Marianne, qui a Cison di Valmarino, ma che cosa ne dite se prima di salutarci diamo un assaggino della vostra arte? Vi va? Allora, Lucia è già microfonata, io cercherò di avvicinare un pochino il microfono alla chitarra, di modo che tutti possano godere di questo momento. Signori, amici di Veneto Globe, loro sono i Luelo. Grazie. Vorrei sacrificare un pezzo di terra per conquistare un re, disegnarci una nuvola
carica di pioggia, per ricaricare il mare, per ricaricare la terra, per ricaricare il mare, per ricaricare te. Perché non spegni un po' il televisore e non avvi la tua testa? Perché non spegni un po' il televisore e non accendi un po' te? Piogge e mare, shakalaka, shakalaka, piogge e mare, shakalaka, ah, ah. Piogge e mare, shakalaka, shakalaka, piogge e mare. È un mostro grande nella testa che mi divora i pensieri. Lo combatto con un pettine a denti stretti. Sparirà per ritornare, sparirà per ritrovarmi. Sparirò per ritornare, sparirò per te. Tra la pioggia e mare, shakalaka, shakalaka, pioggia e mare, shakalaka, ah, ah. Pioggia e mare, shakalaka, shakalaka, pioggia e mare. Na, 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 na. Complimenti davvero a Grazie. Ailuelo, questa sera 10 agosto alle Case Mariana, Cison di Valmarino. Ragazzi, in bocca al lupo, grazie di Grazie. essere stati con noi. Grazie a voi.